Il sistema fortificato di Val But faceva parte dello sbarramento di But a Priola, previsto come secondo sistema nel sottosettore 16C Val But, nell'ambito del progetto di difesa dei confini italiani voluto da Benito Mussolini, noto anche come Vallo Alpino del Littorio. Lo sbarramento di But a Priola era pensato per controllare eventuali minacce confluite nella conca di Paluzza dal passo Montecroce Carnico, dalla Val Calda e da Paularo. Il progetto prevedeva la realizzazione di 10 opere e 2 ricoveri in caverna, disposte sul fondovalle tra le pendici del Monte di Rivo e del Monte Zoncolan. L'opera 1 era conforme alle caratteristiche introdotte con la circolare 15.000, secondo cui era classificata come opera grossa in caverna, ossia dotata di notevole sviluppo sotterraneo e con una potenza di fuoco adeguata al suo ruolo strategico nella difesa della Val But. L'armamento prevedeva una dotazione di 6 cannoni, oltre alle 8 mitragliatrici e 7 fucili mitragliatori, con un presidio di 8 ufficiali e una truppa di 219 uomini. Quest'opera si sarebbe dovuta completare entro l'estate del 1940, ma nel 1941 risultava ancora incompleta e nell'ottobre del 1942 arrivò la sospensione definitiva del programma di lavori difensivi verso la frontiera nord. Come è noto, alla fine tutti gli sforzi furono vani e il Vallo Alpino non entrò mai in esercizio per tutta una serie di ragioni organizzative, tecniche e soprattutto economiche. Avete una lampada di riserva? Sì, anche 2. Questi qua sono tutti cannonini di scopa, quelle laterali. Sì. A Luca questo dicevo, stai attento a questi qua. Stai sempre sugli lati. Stai sui lati, guarda un Sempre sugli lati. Queste probabilmente erano nicchie per mettere Sì, fasino una volta. Quindi poi vedete che ci si trova davanti a un incrocio e... Ottimo, aspetta che... Se vuoi. Quando mettere la corda. Dillo mentre lo riprendi, Luca, così ci ricordiamo poi per il video. Probabilmente erano in queste camerate, perché vedi la disposizione. Quei letti. A castello, quelli di ferro, pezzo è abbastanza lungo. Cioè, tanto per capire l'estensione, Sì, sì, sì. cioè, guarda, Sì, sì. continuo, cioè sono grandi veramente. Poi qua ci sono 1000 segni, quindi poi solo... Che c'è? Adesso Minchia, si va giù. allora, quando sono venuto l'ultima volta ce le sognavamo queste torce qua. Ti sognavate Una cosa? super pila, sai quelle quadrate? Questi, sì, con la pila da 9 volte, da 4 volte e mezzo. Allora, per dirti, per avere una luminosità al pari di questa, una volta siamo entrati con una batteria di macchina e un faro. Quanto tempo c'è? Quelle da 4 volte e mezzo che non andavano niente. Poi sono vedere stanzini piccoli anche qua. A che nuovi in altri non ti pare che la sai che si sotto sono uscire Ci sono ogni tot queste nicchie. che non c'è Qua sono i bagni. adesso sono qua Guardiola. Chi è che ha riso? No, allora vedi sai Un top. no, tipo Ah, c'è la cisterna? Sì. perché tu Ah sì, qua c'è la vasca, sì. per qua c'è l'uscita per sì. il foro e il camino di erezione. È sopra lì. Sopra. E c'è un ragno gigante.
Ah, e sopra c'è un altro livello, quindi... Sì, ma se esci da sopra avevi le Allora, non so, prendi come riferimento questi mattoni, no? E su 2 siamo riusciti a prendere dei riferimenti. Ci sarebbe sempre molto. Ma se non Avevo considerato... eugenico, no? La mia nasca si viene giudica, no? Perché ci sono veramente tante frecce qua che si giri, ma... Sì, ma io torno in sole allora. E si torna in sole. Beh, Al contrario è diverso. Infatti adesso dicevo con lui ci conviene tornare così facciamo vedere a lei il tratto che mancava sopra. Ok. Scendiamo di nuovo giù e finiamo il tratto che va via verso il cimitero lì. gli faccio una foto. Aspetta, vediamo se... Quella è la postazione del cannone. Ah, ok. Si vede che lo attaccavano dei ferri lì, Ah, ok. sparavano. Postazione del cannone, Luca. Ah, così non ci ricordiamo. Per la serie uscita dai vertienti di pacchetto è andata in pubblicità. Adesso la vecchia una che vede una picana. Ecco, qua un'altra stanza di questa. Qui è un'altra stanza di cannone. Guarda. Sì, anche a fare, quindi tu guardi abbiamo scavato, prima e dopo a me. Non ho fatto un bel posto. No, infatti. Il tunnel lungo. Questo è lungo. Altre diramazioni. Muovere i pezzi perché si due buone lungo. Visto che il caffè e il bagno sotto. Ah, ecco, quindi non sarà principale, no? Il 74. Guarda, sono tu. Sopra c'è una nicchia, tra l'altro. Sai cosa c'è? Non te lo detto niente. Buttare dentro la busta. Qui c'è un botto di acqua, avete visto? Ma poca, sì, perché se uno dentro... Condotto di areazione. Quando non disfatta qua buttano dentro lì. Bisogna entrare. Sì, si può vedere. Ci sono gli strani. No. Fatto Luca di là. Sì. Vedi qua c'è... No, c'è un bagno gigante però. C'è fuori di reazione, Ok, molto perché bello, qua molto c'è bello, sì. un buco, no? C'è il fuoco di reazione in alto e poi io c'è una feritoia. Lì sì, in mezzo al bosco. Adesso nel bosco non te ne accorgi, sì. però non arrivi a vederlo. No. Non c'è più, sono io. Ho la foto a casa di 20 anni fa intera. Però lei è entrata, si è persa e è rimasta qua secca. In realtà. Sai, quando ti dicevo, se vai in due, uno va in attacco di panico. Sì, mi hai detto. Passo. Beh, io mi sarei perso già 1000 volte. Io, ma lui è esperto. Ma ah, chi è? Chi è detto? Attenzione. Facciamo su una scalana che Questa bella americana l'ha fatta, sì. È uscita a 2.
antica, è una cascata simile, però è un piccolo di grave. Quindi lì ti fa vedere che effettivamente è tanto grande. Ok. Sicuramente sono entrati. Ma poi l'anno prima fu, quello del Covid. Anche vetri qua. Ah, ok, non si può. Prima che muoio c'era la luce. Sono più pezzi di queste Nel corridoio di casa. Quando sei stata, bene che ti portano non sei stata. È a casa. Vuoi bere? Sarebbe interessante, sì. Dai. Ci fermiamo secondo per la schiena. E da quando chiudo. Ah, in teoria sono sempre chiusi. Ah, beh, come questi, cioè. Tipo a tuo rischio e pericolo, Sì. insomma. Pure qua. Io ho scritto uscita qui. Ah, quella, vedi, già mi dimenticavo, quella dove siamo entrati. Dove ci sono i vetri sopra. Spero solo di essere immune di non aver tirato sul vecchio e poi... Vabbè, di dentro no. Quindi questa, secondo la leggenda, è la tomba della contessa Priuli. Priuli. Che dimorava nell'antico castello che si trovava al posto della chiesa di Ognissanti. Dove? Qua. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like e iscriviti al nostro canale. Seguici anche su Facebook e Instagram.